Oggi voi chiedete più trasparenza, più dati certi, più risposte alle vostre domande su una situazione nata in un periodo emergenziale ma che rischia di diventare una scelta strutturale. Noi su questo stiamo chiedendo a livello della sanità una serie di informazioni e di dati che ci permettono di svolgere il nostro compito di consigli regionali. Nella fattispecie questa norma nata in un periodo emergenziale che doveva quindi essere in quanto emergenziale limitata è stata prorogata nel tempo fino al 2029, quindi diventa strutturale, in cui chi arriva a lavorare in Italia dall'estero non viene certificato sulla qualità del suo titolo, sul percorso formativo, sulla risposta che poi darà, tenendo conto che la maggior parte di questi sono presi per essere messi in diciamo, reparti emergenziali, pronto soccorso e quant'altro, quindi è una risposta minima che si deve avere di sapere chi viene e come è bravo. D'altronde io lo dico anche come esperienza, perché già ce ne sono alcuni nei pronto soccorsi, anche gettonisti, che dimostrano di avere delle difficoltà sia nella lingua che anche nell'approccio col paziente e anche nell'approccio, diciamo così, dal punto di vista medico complessivo. Quindi siamo preoccupati che questo non possa diventare la risposta che diamo. Noi vogliamo che si venga investito sui nostri medici, che si faccia di tutto perché i medici, gli infermieri e il personale possano rimanere nel sistema sanitario, vengano adeguatamente pagati, perché che i turni di lavoro non siano, se no uno fa una scelta di miglior qualità della vita e più soldi e meno rottura di scatole, mi si passi il termine. Voi avete denunciato che non vi va bene quanto previsto dall'articolo 15 del DL 34 del 2023, cioè una situazione emergenziale ma che è stata derogata fino al 2029, quindi diventa una scelta politica che voi non condividete. Per quali motivi? Noi lo condividiamo perché è l'ennesima dimostrazione che non si vogliono affrontare in maniera strutturale i problemi della sanità, ma si cerca costantemente di trovare la toppa giusta per il buco che sta diventando ormai una voragine, cioè è sotto gli occhi di tutti il problema della carenza di personale sanitario. Questo non vuol dire che ci sono meno italiani, meno ragazzi che non vogliono fare il medico piuttosto che le altre professioni sanitarie, ma poi scelgono di emigrare all'estero e quindi perdita di forze per il nostro sistema Italia, oppure escono volontariamente dal Servizio Sanitario Nazionale dove hanno operato per molti anni perché le condizioni non sono più accettabili. Quindi o si risolve il problema alla radice, investendo in maniera importante da tutti i punti di vista su questo, oppure si rischia appunto che queste deroghe diventino la norma. Una sanità che non può essere misurata solo in termini numerici di budget, ma che richiede investimenti appunto più importanti, più decisi. Assolutamente bisogna ripartire ricostruendo la fiducia tra medico o comunque sanitario e paziente. Se non si parte da qui non si può ricostruire un servizio sanitario, quindi i numeri, chiaramente una struttura deve anche tener conto di quelli che sono i costi, di quelli che sono i bilanci, va da sé, ma non deve essere l'unica voce che deve interessare le politiche sanitarie. Quindi assolutamente ripartire dalle persone, non dalle macchine, non dai muri, ma dalle persone, perché alla fine il paziente vuole qualcuno con cui interfacciarsi, che lo rassicuri, che gli dica che cosa ha, quali possono essere i percorsi di cura e questo richiede tempo. Se la persona sbrigativamente viene allontanata dall'ambulatorio è una persona, un cittadino insoddisfatto, che si lamenta, che magari non ha risolto il suo problema di salute, che tornerà in ospedale per di nuovo ulteriori visite e ulteriori costi. Quindi si deve ripartire proprio dall'ABC della medicina.